Torna l'emergenza profughi in Veneto e scoppia di nuovo la polemica. 700 le persone in arrivo in regione nei prossimi giorni e l'allarme parte da Treviso, dove entro mezzanotte arriveranno 25 profughi da accogliere nei centri della Marca e altri 50 nelle prossime 24 ore. Ma per queste persone non c'è un posto e ancora è vivo il ricordo di coloro che sono rimasti parcheggiati per ore in una corriera fuori dalla stazione dei treni in cerca di una sistemazione. E ora non sono solo i sindaci leghisti a chiudere le porte dei comuni e a negare la disponibilità al prefetto, ma anche i primi cittadini degli altri schieramenti politici. Proprio in prefettura a Treviso, durante l'incontro tra comuni, cooperative, Caritas e Vigili del Fuoco, è scoppiata la furia dei sindaci. In prima fila Silvano Piazza, primo cittadino di Silea. La prefettura dimostra ancora una volta di essere un ente inutile. L'esercito probabilmente è ancora fermo all'800, stanno ancora aspettando che uno si mandi le carte con gli altri. Voce grossa anche del sindaco di Quinto di Treviso, Mauro D'Azzilio. Io ho ribadito che il mio territorio non è in grado né di accogliere tendopoli, perché come è stato detto poc'anzi non sono dignitose neanche per la persona e creerebbero sicuramente dei problemi nel territorio, e spazi sicuramente io non ne ho. Delusione e amarezza per Francesco Pietrobon, sindaco di Paese. Una follia. Si sono dimenticati che al di là del profugo c'è una persona e quindi la dignità della persona presuppone altre cose. Se si vuole mantenere e aiutare le persone si deve dare anche dignità alla persona. Durante l'incontro è stata lanciata l'idea di predisporre nella Marca una tendopoli in grado di ospitare i profughi che arriveranno nelle prossime settimane dopo il massiccio arrivo di migranti sulle coste siciliane. Come spiega il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro. Il rappresentante del demanio ha ipotizzato due luoghi, uno a San Biagio di Calalta dove hanno circa 52 ettari di spazio e ci sono degli immobili a disposizione, e l'altro spazio sarebbe nella parte verso est del comune di Susegana, dove ci sono dei capannoni, anche qua è un luogo abbastanza ampio. La paura ora è per l'ordine pubblico. La Caritas e le associazioni che danno ospitalità ai profughi hanno esposto la difficoltà di accogliere più di 50 persone nello stesso luogo. Costruire questa tendopoli di servizi dove ovviamente le cooperative potrebbero poi dare il proprio servizio alimentare, per dormire, ma l'altro grosso aspetto che ho evidenziato è il controllo. Ci vuole l'esercito per fare un cordone tutto intorno ai campi, perché mettere insieme 100-150 persone, di quei ragazzi là di 20 anni, 25 anni che hanno forza, che spaccano tutto, ovviamente bisogna anche verificare il problema dell'ordine pubblico. L'emergenza di questa notte è solo l'inizio di una grande ondata che arriverà in regione nelle prossime ore. Per questo il prefetto di Venezia ha convocato lunedì 20 aprile sindaci, prefetti, ANCI e Croce Rossa del Veneto per un incontro dove verificare la disponibilità di accoglienza dei vari territori.